Cari telespettatori, ben ritrovati con noi e con i nostri ospiti. Come di consueto cercheremo di dare soluzione o la chiave di soluzione ad alcuni problemi, per qualche novità, anche far chiarezza sulle novità per quel che riguarda le pensioni. E allora, per parlarne abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio Maria Pistorello, grazie di esserci, segretaria SPCGIL Vicenza. Sì, buongiorno. E ben ritrovato Graziano Basso, che è responsabile fiscale CAF Nord-Est. Grazie buongiorno. Anche a lei, buongiorno. Ben arrivato. Allora andiamo subito a cercare di far chiarezza. Quali sono queste novità sostanzialmente per quest'anno? C'è una modifica dell'aliquota? Cosa sta succedendo? Sì, come tutti gli anni, anche quest'anno, il 1° gennaio, c'è stata la modifica delle pensioni con il riconoscimento della rivalutazione annuale, che si calcola in base all'inflazione che c'è stata nell'anno precedente. L'aumento che spetta alle pensioni quest'anno è stato dell'1,4%. Possiamo vedere anche la prima slide per capire com'è. Allora, questo giusto per chiarire, perché siccome si deve chiedere tutto, questo arriva automaticamente o previa richiesta? No, fortunatamente questo non è un diritto inespresso, ma un diritto che l'INPS riconosce ogni anno senza che si faccia la domanda, altrimenti chissà a quanti non verrebbe applicato. Esatto, colgo l'occasione per girare una domanda che ci è stata fatta da un telespettatore. Se voi ci lasciate il numero vi facciamo richiamare, se no io cercherò di mutuarlo quando vengono. Pensioni minime, incremento dell'1,3% transitorio per le pensioni minime. 1,4. È 1,4 quello effettivo di fatto. Allora, pensioni minime le conseguono chi? Chi è che ha diritto alle pensioni minime? E possono essere donne che se non hanno neanche mai lavorato? No, ma chiariamo, l'aumento non è stato solo per le pensioni minime, l'aumento è stato per tutte le pensioni. In questa slide qua si può vedere che fino a, mi metto gli occhiali così lo leggo qua dai miei appunti, fino a una pensione lorda di 2.400 euro, l'aumento è stato dell'1,4%, oltre è stato inferiore perché ci sono 3 fasce di riferimento, quindi l'aumento è stato dato a tutte le pensioni. Per quelle superiori ai 2.400 euro è stato riconosciuto l'1,26% e per le pensioni oltre i 3.000 euro l'1,05%, e quindi a tutte le pensioni è stato dato. Io dico ai nostri pensionati e alle nostre pensionate, se non avete visto variazioni nella vostra pensione rispetto all'anno scorso, passate nelle nostre sedi perché possiamo fare il controllo della pensione e capire se è stata rivalutata correttamente. Perfetto. SPIC e anche INCA, giusto? Allora no, l'INCA è il nostro patronato, che è il patronato migliore del Veneto, nel senso che sia per pratiche lavorate, soprattutto per le pratiche lavorate, il patronato INCA si occupa soprattutto di fare la domanda di pensione. Diciamo che la tutela di una persona una volta che è pensionata la offriamo noi del sindacato pensionati. Perfetto, e quindi facciamo tutto il lavoro. Abbiamo, grazie anche a una convenzione che abbiamo con l'INPS, che abbiamo stipulato alcuni anni fa, noi per i nostri iscritti possiamo entrare nella banca dati, scaricare tutta la documentazione e controllare che la pensione che l'INPS eroga sia effettivamente corretta. E quindi iscrivetevi allo SPCGIL, perché insomma noi siamo lì, abbiamo moltissime sedi nel territorio di tutto quanto il Veneto, e quindi siamo a disposizione dei pensionati e delle pensionate che abbiano bisogno di fare un controllo. Perfetto. Allora, ecco qua, grazie dalla regia che ci mettono in onda tutte le sedi provinciali, poi chiamando la sede provinciale verranno indicate anche le sedi territoriali dei vari comuni, che ce ne sono diversi, per andare il più vicino possibile. Qualche esempio di rivalutazione abbiamo anche, perché possono essere anche cose interessanti. Pensione mensile netta, perché quando viene Maria Pistorello ci dà sempre il netto, io che piace arrivo tanto col ai netto perché poi il lordo non è quello che portiamo a casa. Ecco, è la slide numero 3, e qui ci sono alcuni esempi
per esempio chi ha soltanto la pensione integrata al minimo, e allora per pensione integrata al trattamento minimo per l'anno 2026 l'importo è 611,85 euro, ma siccome c'è stato un incremento transitorio che ha riconosciuto alle persone che hanno solo la pensione integrata al minimo e non a tutti gli altri, ha riconosciuto un qualcosa in più, per quest'anno la pensione che riceveranno, che hanno già ricevuto il 1° di gennaio, è stata di 619,80 euro rispetto ai 616,67 dell'anno scorso. Purtroppo solo 3 euro di aumento, poi vediamo insomma che l'aumento non è stato così importante. Invece sulle pensioni, quelle non semplicemente integrate al minimo, l'aumento calcolato con l'1,4%, faccio l'esempio, una pensione da 1.000 euro lordi, poi hai avuto una pensione da 1.000 euro mensili, scusate, netti, ha avuto 1.011 euro, una pensione da 1.518 euro, una pensione da 2.032 euro e così via. Insomma, arrivare che una pensione, una bella pensioncina da 3.500 euro netti arriva a 70 euro in più. Sì, esattamente, per una questione di, come posso dire, di progressività. Bisogna dire anche che le pensioni più alte sono anche frutto di tanti anni di contributi versati. Io faccio sempre l'esempio perché una pensione dignitosa sui 2.000 euro, 1.800, 2.000 euro, mi è capitato di fare il controllo e tante volte la pensione dell'operaio che ha lavorato in fabbrica 42 anni e 10 mesi, perché adesso è questo che ci vuole se non si hanno i 67 anni, e che quindi alla fine porta a casa questo tipo di pensione. Quindi anche alle pensioni che sono un po' più alte è giusto che venga riconosciuta questa differenza. Ecco, solo una chiosa prima di parlare dell'ISEE, e a questo punto parlerò a Domenico Basso per i nostri telespettatori. Pensione minima, chi è che ha diritto alla minima? È quello che stavo chiedendo prima. Sì, esattamente. Allora, dobbiamo considerare due tipologie. La pensione minima è una pensione di tipo previdenziale, che non dobbiamo noi mai confondere con le pensioni assistenziali, che sono le pensioni sociali, si chiamavano così una volta, l'assegno sociale di adesso. La pensione minima viene riconosciuta nel vecchio con il sistema retributivo, cioè per le persone che hanno lavorato prima del 96, viene riconosciuta quando non si ha, col conteggio dei contributi versati, non si raggiungono ad oggi, che siamo nel 2026, i 611 euro che dicevo prima. Facciamo un esempio: una persona, magari una donna che ha lavorato 20 anni, poi si è ritirata perché ha dovuto seguire la crescita dei figli, non so, magari un proprio caro che nel tempo è diventato non autosufficiente, quindi ha dovuto lasciare il lavoro. Quindi una persona, 20 anni di contributi versati, al compimento dei 67 anni di età ha diritto ad avere la pensione. Facendo il calcolo della sua pensione viene fuori che rispetto alla sua retribuzione dell'epoca ha diritto a 400 euro al mese. Questo, se la persona in questione, contando anche i redditi del coniuge se ce l'ha, o se non ce l'ha contando solo i suoi redditi, non ha redditi, altri tipi di redditi, e qua noi facciamo riferimento a delle tabelle ben precise, ha diritto ad avere la pensione integrata al trattamento minimo, cioè almeno 611 euro di pensione. Casa di proprietà, reddito? La casa di proprietà non fa reddito. Dopo vedremo l'ISEE. E l'ultima cosa, le donne che non hanno mai lavorato hanno fatto le casalinghe.
Ecco, non c'è la pensione delle casalinghe per le persone che sfortunatamente non hanno mai lavorato e sono in condizioni di fragilità economica. Col compimento dei 67 anni ci può essere il riconoscimento dell'assegno sociale attualmente, che è un assegno assistenziale, esatto, che anche quello può essere ma dato. questo non viene erogato se la persona è sposata con una persona che riceve una pensione? Sì, può essere dato e anche no. Bisogna fare riferimento a delle tabelle di reddito. Se il marito prende una pensione medio-bassa, può essere che ne ha diritto ugualmente anche all'assegno sociale o nel suo importo pieno o anche nell'importo ridotto, perché si fa il conteggio proprio rispetto al reddito posseduto dai due coniugi. Perfetto. A questo punto torna sempre il discorso dell'ISEE, perché in un modo o nell'altro bisogna sempre presentare questo calcolo. Sì. Ci sono delle novità? Sì, certo, con la finanziaria che è stata poi pubblicata il 31/12 del 2025 sono state introdotte delle novità, però mi sento in dovere di dire che le novità non entreranno in vigore per tutti, perché sarà per una ridotta, cioè sarà per una parte del popolo ISEE che fruisce dell'ISEE per avere le prestazioni, o meglio, sarà per una parte delle prestazioni erogate in generale sulla base dell'ISEE. Il nuovo ISEE, se vogliamo chiamarlo così, è valido con tutte le differenziazioni e agevolazioni solamente per le prestazioni erogate dall'INPS, che si dividono in 5 tipologie di prestazione. La prima è l'ADI, che è l'assegno di inclusione, per cui vanno ad aiutare chi è in condizioni di sofferenza. Vanno a supportare poi tutte le prestazioni erogate per il supporto e la formazione e il lavoro, che è l'SFL, e vanno anche a interfacciarsi con quello che è l'erogazione poi dell'assegno unico per i figli, che è andato poi a sostituire il famoso assegno per il nucleo familiare che c'era fino all'entrata in vigore della nuova normativa. Perché anche per questo, ricordiamolo, bisogna fare l'ISEE. È molto conveniente fare l'ISEE, perché per l'assegno, per esempio per l'assegno unico universale per i figli, se non si fa l'ISEE viene erogato l'importo minimo, ma siccome bene o male tutti abbiamo delle condizioni per cui è conveniente presentare l'ISEE, basti pensare quando io presento l'ISEE semplicemente per l'università, anche se ho il reddito più alto possibile, comunque qualcosina riesco a spendere in meno piuttosto che non presentando l'attestazione ISEE, è sempre conveniente, perché non è determinabile in prima battuta dal cittadino l'ISEE definitivo, certo, perché concorrono patrimoni, concorrono redditi, concorrono delle detrazioni, concorrono delle riduzioni, concorre una scala di equivalenza che, questo parolone così grande, serve a dividere il reddito per il numero di componenti dei familiari, per cui il reddito ISEE poi viene abbassato tanti più componenti ci sono, oppure in presenza di un assegno di invalidità o più assegni di invalidità all'interno dello stesso nucleo familiare. Poi bisogna vedere se i figli sono conviventi o non conviventi, perché ci sono troppe variabili per poterlo gestire così. Tant'è vero che una volta, fino a qualche anno fa, l'ISEE veniva dato subito, cioè veniva la dottoressa Cognito al CAF a fare l'ISEE, compilavamo la pratica, rilasciavamo subito l'attestazione ISEE. Non è più così da qualche anno, viene la dottoressa Cognito a compilare l'ISEE, dopodiché l'INPS dopo un tot di giorni rilascia l'attestazione, perché deve fare anche dei controlli anche sulla base della sicurezza e della congruenza dei dati, perché prima l'ISEE veniva rilasciato sulla fiducia, adesso vengono fatti anche dei controlli preventivi prima di rilasciare l'attestazione, e comunque il cittadino non è in grado, per quanto sia erudito, per quanto abbia studiato, è difficile poterlo calcolare a mano. Cioè, ci sono le formule, ma ci sono degli algoritmi complessi, insomma. Esatto, importante ricordare. Di conseguenza abbiamo visto che queste prestazioni, insomma, potranno beneficiare, tornando a quello che dicevamo prima, delle migliori agevolazioni, ecco. Poi c'è anche l'assegno per l'asilo nido, che potrà godere dei benefici, e anche tutte quelle forme di assistenza e di supporto domiciliare, e poi il bonus nuovi nati, ma solo per queste categorie erogate dall'INPS. Perfetto, torniamo dopo su queste temi. Sì. L'ultima cosa, vediamo un attimo il messaggio, poi magari possiamo rispondere subito con il pistolello, eccolo qua. Lo so che voi non siete responsabili, anzi grazie per le informazioni, ma una rivalutazione della pensione
pensione di poco oltre l'1% mi sembra una presa per i fondelli, scrive un telespettatore. Sì, il sistema di rivalutazione delle pensioni è basato sull'inflazione che c'è stata nell'anno precedente, come dicevo. Purtroppo, ma noi questo come sindacato pensionati della CGIL lo ribadiamo da tantissimo tempo e lo facciamo presente nelle rivendicazioni nei confronti del governo centrale. Purtroppo il carrello della spesa, che è la spesa alla quale i pensionati fanno, cioè i loro soldi li spendono principalmente per la spesa, quindi per mangiare tutti i giorni e anche per il consumo energetico. Allora è uscita proprio in questi giorni da parte dell'Istat, sono usciti dei dati. L'inflazione, quella che è stata accertata, no? Il 17% di inflazione negli anni dal 2021 al 2025, in effetti lo dice l'Istat stesso, è stata per quanto riguarda il carrello della spesa è stata del 24,9% e per quanto riguarda invece i beni energetici è stata del 34%. Ecco che se l'aumento che si dà ai pensionati viene calcolato in base invece a quelli che sono i dati ufficiali, non tenendo conto di quello che ho detto, dei dati che ho detto prima, l'aumento è insufficiente e noi lo denunciamo già da tempo. Anno dopo anno le pensioni stanno perdendo potere d'acquisto. Beh, ma a parte le pensioni, anche i redditi. Ma dopo non parliamo poi dei salari, per l'amor di Dio. Che quello è ancora peggio. Infatti quello si collega alla natalità bassa e di conseguenza tutto quello che ne viene fuori. Torniamo su questi temi, grazie a entrambi per restate con noi, dopo la pubblicità riprendiamo, pochi secondi. Allora, torniamo a noi, questa volta facciamo con basso. Allora, 28 febbraio 2026, scadenza per le dichiarazioni RED, IRIC, ICLAV e ACAS/PS. Eccole qua. Allora, questa però è una cosa che mi dovete stare molto attenti, è molto importante, perché io ci rido sopra, ma in realtà non è così. Prego. Allora, queste dichiarazioni che sono da presentare sono dichiarazioni che i pensionati devono presentare. Non tutti i pensionati, non creiamo il panico, però ci sono delle determinate categorie di pensionati che le devono presentare, ovvero chi ha un'integrazione al trattamento minimo, chi ha le maggiorazioni sociali sulla pensione, chi ha prestazioni di invalidità civile, trattamento di famiglia, incumulabilità delle pensioni superstiti, che non è altro che la traduzione, la coincidenza della pensione di vedovanza con la propria pensione personale, ovvero la signora che rimane vedova, gli viene erogata la pensione di vedovanza, si somma al suo reddito personale, magari se ha già lavorato, per cui bisogna vedere se rispetta anche con gli altri redditi, che ne so, il pezzettino di terra, magari il pezzettino di seconda casa che ha ereditato o magari un lavoretto che sta facendo, se riesce a stare dentro i parametri per poter erogare correttamente la prestazione e anche altre prestazioni. Queste sono tutte soggette a un controllo reddituale, poi Maria eventualmente mi corregge se per caso dico delle inesattezze. No, è molto importante rispondere in prima battuta a questi controlli. L'unico problema è che da sempre, ormai è un problema decennale, l'INPS non manda più la raccomandata a casa in prima istanza al pensionato, tant'è vero che mette a disposizione o nel cassetto previdenziale del pensionato, per cui o deve avere SPID o quant'altro, per cui è un po' completo, deve ricordarti poi come entrare, perché ci entri una volta l'anno, se non per guardarti il cedolino della pensione che è un po' più scaltro, e deve ricordarsi che magari a ottobre deve pensare di rivolgersi al CAF per presentare questo tipo di domanda, che è importante e la cui scadenza è il 28 di febbraio dell'anno successivo, per cui a ottobre del 2026 devo incominciare a preoccuparmi per i controlli reddituali dell'anno prossimo, per cui adesso stiamo finendo di mandare via all'INPS tramite procedura telematica i controlli che sono stati richiesti dall'INPS già a ottobre del 2025 e devono essere per forza assolti entro il 28 febbraio. Un'altra cosa, sempre di questo tipo di controlli, ci sono i solleciti, arrivano di solito o vengono messe a disposizione dei CAF le stringhe telematiche, che non è altro la richiesta in forma telematica di questi solleciti, e al pensionato arrivano le raccomandate.
Dovete rispondere entro il 28 febbraio, se no vi bloccano i trattamenti integrativi. Dopo dovete correre da Maria e dai suoi colleghi a farvi riattivare tutti quelli che sono i trattamenti di maggiorazione rispetto alla pensione, perché godete dei benefici che purtroppo sono commisurati al reddito, e si sa che la commisurazione al reddito è legata alla presentazione della dichiarazione dei redditi e devi farla solo a bocce ferme, non puoi farla preventivamente, perché l'INPS ha diritto a bocce ferme di chiedere al pensionato eventualmente la restituzione di quanto erogato in eccesso. Mamma mia. Però è importante Sì. vedersi bloccata la pensione magari, infatti, e ora che da si collasso. riattivi passano 2, 3, 4 mesi, e un pensionato insomma deve comprare pane e latte e pagare le bollette, dicevamo poc'anzi. È importante rispettare la data del 28 febbraio. Sì, ecco, Perfetto. per tranquillizzare i nostri Sì. pensionati, se posso aggiungere una Vai. piccola cosa. Proprio in questi giorni stanno arrivando tantissime lettere, io ne ho viste tantissime, che sono relative ai RED non presentati per l'anno 2023. Quindi tranquilli, se vi arriva questa lettera dall'INPS andate, prendete appuntamento con il CAF, e i CAF sono attrezzati, tra l'altro abbiamo sedi CAF in tutti i territori, non sono solo nei capoluoghi, basta chiamare e poi vi si dà l'indirizzo del CAF più vicino, e non vi preoccupate, insomma, quando vi arriva la lettera, la prima cosa, eventualmente se avete bisogno di spiegazione venite nella nostra sede, che magari vi aiutiamo anche a prendere l'appuntamento con il CAF. Perfetto. Rispettando il 28 febbraio. Rispettando il 28 febbraio. mamma Scusa se ti ho interrotto, No, hai fatto è perentoria la data purtroppo, perché finché la prima richiesta, ovvero i redditi dell'anno scorso, posso, anche se l'ho omessa, dopo mi arriva la raccomandata, ma se ho ricevuto la raccomandata dopo si blocca la pensione, è Mamma scaduto mia. il termine, per cui è il Andate caso. con- Diciamo che si blocca la maggiorazione, maggiorazione, sì. La pensione non si blocca, Ma viene quelli in più, quell'importo assistenziale aggiuntivo che viene riconosciuto sulla Che uno magari pensione. ci vive, Esatto. ci paga la badante. Quello che roba fa la del genere. differenza. Certo. Vediamo il messaggio che era arrivato prima, che cosa dice. Sì. Eccolo qua. Dovrei andare in pensione quest'anno, voi fate ancora il calcolo della pensione, la data precisa di fine lavoro? Grazie, sempre interessanti. Allora, prendere appuntamento con il nostro patronato Inca, perché Inca, loro sono ricordiamoci. attrezzati veramente per fare questo tipo di attività. Che cosa deve portare uno per andare? Tutte le scartoffie del mondo? Niente, No. basta che va lì con Codice il documento di riconoscimento e il codice fiscale. Ecco, perfetto. La Poi cosa l'Inca fa tutto il resto. Perfetto. certo. Allora, l'altro argomento importante, segretario, è l'addio alla carta d'identità cartacea. Allora, visto che Maria ha appena detto che anche per andare a fare la domanda di pensione è necessaria la carta d'identità, mi allaccio ben volentieri, perché se il signore che ha fatto la richiesta è titolare di una carta d'identità cartacea che abbia anche scadenza oltre il 3 agosto 2026, quella carta d'identità non avrà più valore dal giorno 3 agosto 2026, perché sono abrogate, non sono più utili per riconoscimento in atti amministrativi e di conseguenza non possono più essere utilizzate, per esempio per fare la delega da sottoscrivere all'Inca per poter accedere al fascicolo personale della persona per vedere se ha i requisiti per andare in pensione. Ma proprio dal 3 agosto? Dal 3 agosto perentoriamente categorico. non hanno più valore, anche se hanno scadenza successiva. Di conseguenza il Consiglio, ho già fatto la prova a casa e anche con le vicine di casa di mia mamma, che ancora qualcuno aveva le carte di identità cartacea, siccome si può richiedere il duplicato, il rinnovo della carta di identità 8 mesi prima, giusto l'altro giorno sono andate a fare il rinnovo della carta d'identità senza nessun problema, sapendo che c'era il problema del 3 agosto, gliel'hanno rinnovata pagando i 22 euro che comunque si aspettavano per il rinnovo, e dopodiché praticamente questa carta d'identità al momento elettronica ha un benefit in più rispetto alla carta che già possedevano, e che è bene anche rispolverare un attimino. All'atto della sottoscrizione della documentazione, della consegna della documentazione, viene rilasciato un primo PIN. Quando viene riconsegnata o gratuitamente spedita a casa, perché può anche essere spedita a casa, per cui se la persona è impossibilitata fisicamente a ritornare all'ufficio può farsela spedire a casa senza nessun problema e senza maggiorazione di costo, e viene rilasciato anche la seconda parte del PIN che gli permette di utilizzare la carta d'identità come se fosse uno SPID.
Ultimamente nei giornali si sente che tutti hanno messo lo SPID a pagamento, questo è un modo anche per risparmiare anche il canone di rinnovo dello SPID e di conseguenza risparmiare i 5 e i 6 euro che vengono richiesti per il rinnovo, che anche Poste ormai farà pagare e fa pagare. Una cosa molto importante invece è che per i pensionati e per le persone che raggiungono i 70 anni, dai 70 anni in su la carta d'identità, una volta fatta la carta d'identità elettronica, non sarà più necessario rinnovarla, perché praticamente automaticamente verrà considerata rinnovata per 50 anni, arriviamo ai 120 anni, di conseguenza si esaurisce la vita del titolare e di conseguenza non ha più adempimenti burocratici da fare nei confronti del comune. Effettivamente la carta d'identità non serve per controllare la residenza, perché con la durata decennale uno può cambiare residenza tante volte, ma è necessaria semplicemente ad attestare l'identità della persona come estratto anagrafico, e quello non cambia mai nel corso della vita. Perfetto. Per cui c'è l'agevolazione di non sommissare il pensionato che con ulteriori costi, con ulteriori passaggi all'ufficio del comune e poi per poi avere lo stesso documento che aveva prima sostanzialmente, perché ha quella valenza. L'importante, ricordatevi, entro il 3 agosto scadono, prendetevi per tempo, è già possibile farlo adesso perché siamo negli 8 mesi antecedenti. Perfetto, prendete appuntamento, perché io so che sono già arrivati a marzo adesso più o meno in alcuni comuni, per cui se dovete fare una pratica, e siccome non riguarda la carta d'identità cartacea solo i pensionati ma anche le persone attive, per cui i lavoratori, tutti, perché possono essere state date dal comune perché era impossibilitato a rilasciare anche la carta d'identità elettronica, in quel caso si prendono per tempo, perché semplicemente per fare una delega per l'accesso al fascicolo fiscale o al fascicolo previdenziale non è possibile farla, perché non è riconosciuta più come mezzo atto al riconoscimento della persona, ma neanche se le esibite a un vigile è più valida, perché non è decade come documento, non è più riconosciuto. Quindi questo è molto importante saperlo, oppure comunicarlo a chi magari ovviamente non è a conoscenza, non ha aggiornamenti. C'era un altro messaggio che era arrivato, vediamo se la regia ce lo rimette in onda, che così lo leggiamo un attimo prima della chiusura. Ma come si fa a parlare di rivalutazione con queste percentuali quando la spesa comune è aumentata nell'ultimo anno di oltre il 15, il 24%? È uno scandalo. Sì, assolutamente sì. Una tipicità nostrana. Quindi questa è un'altra cosa. Dopo speriamo che questa indagine dell'antitrust porti degli esiti. Vediamo se porterà. Sì, esatto. Anche se proprio su questi aumenti incredibili l'antitrust ha aperto un'indagine, poi ma vedremo come va. Adesso speriamo bene. Allora, detto questo, quindi tutto chiarito per quanto riguarda quello che c'è da fare da voi, eccetera. Dichiarazione dei redditi, ha delle scadenze particolari quest'anno come sempre? Allora, a dichiarazione dei redditi sono state pubblicate il 19 di dicembre 2025 le bozze dei modelli ministeriali, per cui sono ancora bozze primordiali, le stiamo analizzando giustamente. E allora dovremo avervi più avanti per un po' più avanti ci vedremo. Comunque ci sono delle novità anche interessanti, perché ci sono delle agevolazioni, per esempio per chi decide di andare ad abitare in comunità montana per motivi di lavoro e quant'altro, ci sono delle agevolazioni che possono essere sfruttate all'interno della dichiarazione dei redditi, ci sono dei crediti di imposta nuovi, ma questo merita un po' di tempo per poterli analizzare e per fare anche un attimo una carrellata per dare tutte le informazioni necessarie alle persone. Benissimo. Le scadenze sono quelle ordinarie, 30 settembre per quanto riguarda il modello 730. Grazie mille segretario, grazie anche a lei, Maria Pistorello, grazie a Basso e a voi di averci seguito. Vi invito a rivedere la puntata su YouTube oppure sul web e poi naturalmente ad andare, basta avere il codice fiscale, documento identificativo, alle sedi del SPI-CGIL, che poi vi demanderà o al link o al CAF a seconda di quello che dovete risolvere. Buon proseguimento.